Non è stata una bella gara, condizionata fortemente dal vento. Quando il vento la fa da padrone così è difficile giocare, però niente da dire ragazzi. Primo tempo sotto vento, prestazione fantastica, aggressivi, con tanta energia. Abbiamo avuto pure qualche palla, chiaramente contro una squadra forte. Il secondo tempo siamo entrati bene in campo, abbiamo segnato. Poi secondo me l'arbitro è stato un po' leggero su condizionare una partita con un'espulsione così, con due falli, uno più veniale dell'altro, mi è sembrato un po' troppo e quindi ci siamo abbassati, abbiamo sofferto, però lo abbiamo saputo fare, l'abbiamo fatto bene, con ordine, e a parte diciamo la palla del 90esimo abbiamo sofferto il giusto, ripeto, contro una squadra che ha 52 punti. Niente di grave, un indurimento al flessore, però chiaramente togliermi Totò al centrocampo per me è complicato perché perdo la fisicità che a Totò non ce l'ha nessuno nella mia squadra, quindi ho perso qualcosina, ma ci sta, purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. Abbiamo fatto una prestazione grandiosa, io non so come ha fatto a tenere tutta la partita dopo aprile che non gioca credo. Gli ho fatto veramente un grande applauso perché è stato vivo, è stato intelligente, è stato attento e non ha sbagliato niente, e farlo dopo 10 mesi non credo che sia facile per nessuno. Forse non si potranno fare, ma noi continuiamo col nostro cammino. Oggi siamo terzi in classifica e non dobbiamo guardare la crescita della squadra che ha affrontato una delle prime due in classifica, e mi è piaciuto particolarmente perché all'andata questa è stata l'unica partita in cui sono stato veramente sottomesso a San Cataldo col Pro Favara, e quindi avevo voglia di dimostrare che noi possiamo stare a questo livello e credo che l'abbiamo dimostrato. Pro Favara è una squadra fortissima e ben allenata, credo che anche loro hanno pagato le condizioni atmosferiche che qua non sono facili, quando c'è questo vento è una squadra che deve vincere il campionato a una certa pressione, poi nervosissi un pochino, però non credo che tolga niente ai meriti della mia squadra. Per superare una grande squadra quale il Pro Favara correva una prova perfetta, una prova diciamo importante sia in mezzo al campo, a livello tattico, sia dal punto di vista della determinazione. I ragazzi oggi diciamo, avevano gli stimoli giusti per vincere, perché voglio dire, battere una corazzata come il Favara è una partita che resterà nella storia del calcio castellammarese. Ritengo che alla fine dei 90 minuti Castellammare ha meritato la vittoria, perché non ricordo nell'arco dei 90 minuti particolari parate di Paolo. Hanno avuto poi, dopo che siamo rimasti 10, il pallino del gioco, ma non sono stati mai, diciamo, non hanno mai impensierito il nostro estremo difensore. È una vittoria che ci consente di proseguire il nostro percorso, siamo alla quarta vittoria di fila e sappiamo che è difficilissimo fare i playoff, però noi ce la stiamo giocando, e questo voglio dire chiaramente grazie a questa intervista, che Castellammare è fatto da persone serie che si impegneranno al massimo contro tutti gli avversari per tutte le partite. Quindi qualcuno che magari ha pretese, qualcuno che magari aspetta una squadra dimessa, voglio dire che si tolgano dalla testa queste eventuali errate convinzioni. Il calcio è bello perché deve essere pulito, il calcio è bello perché deve essere giocato ogni partita, è affascinante perché prendendo gli organici non ci doveva essere partita, però abbiamo vinto, e quindi proprio in virtù di questo, di quello che stiamo creando anche in prospettiva futura, noi da qui alla fine onoreremo il campionato al meglio, o con i playoff o senza playoff, perché comunque la dirigenza ci ha dato un nuovo obiettivo, che è quello di arrivare in classifica in posizione più alta possibile, perché nella storia del Castellammare Calcio la migliore posizione che è stata raggiunta è quella dell'8° posto. Quindi aspettiamo domani la partita Nissa Mazzara 46, ma se la Mazzara 46 non dovesse vincere, domani sera già siamo terzi in classifica. E per la squadra che abbiamo, per l'organico che abbiamo allestito, eccetera, consentitemi di dire che è un piccolo miracolo sportivo. Allora proprio per questo noi ci giocheremo le partite alla morte con tutti, sia quando incontriamo squadre che devono vincere il campionato, sia squadre che si devono salvare. Quindi a buon intenditor poche parole, onoreremo al massimo il campionato e non ci sarà mai una gamba che si tira indietro contro nessuno. A parte il gol, che è sempre una soddisfazione personale, ma veramente dobbiamo fare complimenti a tutta la squadra, al mister, allo staff, alla società, perché stiamo facendo delle cose grandiose.
Siamo veramente tanti ragazzi, tanti giovani che giorno dopo giorno ce la mettiamo sempre di più. Oggi la partita era molto difficile, sapevamo il Favara ha 0 sconfitte in trasferta, noi imbattuti al Matranga, però sapevamo che era difficilissimo. Ma la forza veramente di questa squadra è il gruppo, siamo un gruppo unito, coeso, veramente non ho quasi parole per descrivere il gruppo e l'armonia, l'entusiasmo che si sta creando. Per quanto riguarda il gol è sempre bello fare gol, è sempre bello fare gol decisivo, me lo godo e ci godiamo soprattutto la classifica che abbiamo. Stiamo creando un entusiasmo attorno anche alla città di Castellammare che penso non si era mai visto prima e questo è bello perché comunque sono soddisfazioni che ci prendiamo noi, quando la gente magari prima non veniva sempre allo stadio, adesso viene in massa, per noi sono delle cose belle, ce le godiamo. Noi guardiamo giornata dopo giornata, il nostro è un sogno che giornata dopo giornata, appunto sin dalla prima, stiamo coltivando e vogliamo raggiungere a tutti i costi. Quindi pensiamo a domenica prossima a Geraci che ci aspetta un'altra gran battaglia. Noi non guardiamo né Nissa né Mazzara, guardiamo solo il nostro cammino. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e guardiamo solo in casa Castellammare.